Eccoci qua, che bello oggi sentire questo applauso fragoroso proprio del nostro Sì, va pubblico, bene. che è meraviglioso. Oggi abbiamo superato il record, abbiamo Ragazzi, 2300 ma dove persone qui sono? Ma davanti a quando? noi. Ma la Vi vogliamo smetti? bene, Dai, ma non guarda che poi la dimenticate gente questo. scrive che vuole venire qui come pubblico. Vieni. Non potete venire. Allora, innanzitutto è te che devo salutare, Certo, te. Poi ci mancherebbe è te altro. E che devo te? salutare, poi E me? è te che devo salutare e saluto anche te. Saluto la Camera dell'Artrosi Cervicale. Qua, vai, dai, dai. Amica! E Piccerino. poi chi è che ci toglie dai malanni? Bello, lo zio Gianni, bello, bello. Un po' di giorni si occhia al cielo perché dice che non No, ti può sì, guardare. ma non è che vero, non c'hai mi le dire di manie nuovo dell'amore. ingrossata, non è vero, Oh, dai. capito, Mi ero cioè. portata anche lo yogurt Sì, stamattina, lo sai. ho mangiato yogurt. Bene, bene. Abbiamo oggi il presidente Sì? mondiale Sì? che viene, indovina da dove? Da dove viene? Mondiale, quindi Dalla sarà Norvegia. dalla Norvegia E sai addirittura. come si chiama? Come si chiama? Alfio Paternò. Dalla Norvegese Norvegia? originale. Ma non può essere, avrà delle origini siciliane allora, no? Proprio è nato Alfio Paternò. Alfio Paternò L'hanno lì. dovuto chiamare lì. Ma mi sembra E dico, difficile, è però. il presidente della cucina povera internazionale. E che vuol dire povera Cioè, internazionale? sono quegli ingredienti che di solito non utilizziamo. ok. E diciamo, ma saranno famosi un giorno Questi ingredienti, diciamo, Perché se io poco ti dico, valorizzati. dimmi un primo romano. Un primo romano, la carbonara. Brava, l'hai detto tu. Un primo milanese, La cacio e pe, no. la cassella. La cassella. Un primo milanese, un primo emiliano. Il Tortellini. Ma se io ti dicessi un siciliano, la pasta con le sarde. La pasta con le la pasta alla sarde, gli nonna. arancini, le arancine. Ma se io ti dicessi in tema di pasta, per esempio, sì. se io ti dicessi in tema di pasta, per esempio, Sì. se io ti dicessi... L'ho capito, dimmelo, per e esempio, ecco, si è basta. incantato questo. In tema di pasta, per esempio, ti dicessi che c'è una pasta romana che pochi conoscono, E come fai a conoscerla tu, è scusa? perché io vado a studiare, si chiama la pasta alla burina. Ah sì, burina, Burino che certo. è può essere un contadino, Burino, un una persona saurdo, diciamo tascio, semplice, palermatano, sì, capito? sauddo, sì. Bravo, beh. Burino. Che non è altro che una pasta di un condimento fatto al momento, che se lo facevano in campagna, con i pomodori, la salsiccia, il pecorino e riempiamo. E noi la facciamo Si oggi, portano la una pasta di casa, valorizziamo. la valorizziamo. Un'altra pasta siciliana che è la palermitana, che è la pasta a grasso. Ah, Praticamente quando il macellaio puliva la carne, il poverello andava e dice mi dà 4 cosette per farle con la pasta. sì? E gli dava i grassi di risultato, che Quelli. oggi li paghi, prima venivano Te li regalati, davano proprio, regalati. ok. Per cui iniziamo il procedimento della pasta alla burina. Alla burina. La pasta alla burina che noi... Ah, sono io burina, no, secondo il te? dito è stato, devo fare alla burina verso la... Aspetta, non le si può dire burina perché è abbastanza elegante, per cui... Perfetto. Che stai dicendo, No, niente. scusa? Allora, abbiamo Hai fatto... detto burina a me? No, abbiamo fatto la pasta e la facciamo noi. Cosa abbiamo fatto? Desiderio, per Abbiamo fare la fatto, pasta? ragazzi, scioccante, l'uovo con la farina. Quante? Mischiate, Quante? Dimmi esce le dosi. veramente Dimmi le la dosi, pasta, le dosi. un uovo Cioè- e 100 grammi di farina. Brava, la Desi. Scioccante, l'ho Brava provato, la non Daisy. ci crederete, l'ho provato, ho messo la farina, l'ho aperto, ho messo un uovo, ho impastato E andiamo a fare... ed è uscita la per pasta. prima cosa la pasta. guarda, Pazzesco. così. Accendiamo e andiamo all'ultimo e cominciamo. E cominciamo a tirare la La sfoglia. La- Senti, ma che pasta fai? Che tipo di pasta fai? Facciamo delle fettuccine. Ma sì, facciamo O delle pappardelle, che fettuccine. preferisci? Ma facciamo delle pappardelle, va? Pappardelle, va. E allora questo piatto lo faremo con le fettuccine, va bene? Ah no, le pappardelle. Senti, falla come vuoi, tanto fettuccine, pappardelle, buone Tanto lo che oggi stesso non si assaggia, sono. lo sapevi? Ma che dici? No, no, oggi è non si arrivato un assaggia, comunicato io ce l'ho dalla messo direzione. proprio da contratto. Daniela, è vero che oggi non si assaggia? Senti che sta dicendo? Che ha detto? Sì. Daniela, senti, è vero che oggi non si assaggia? Sì, oggi non si assaggia. Sei stato tu. No, Daniela. Sei stato tu. È Daniela. Daniela ha detto sì, si assaggia. È Daniela che ha No. detto così. Quello è il pubblico che aspetta perché è la sentenza del piatto. La sentenza L'assaggio. tua, la sentenza è tua, non del piatto. Tiro? Vai, prendila con la mano, mettila qua, questo. Prendila qua, va benissimo.
Cioè, ma guardate che pasta, guardate che consistenza, guardate che trama. Dove le trovate voi? Queste persone che vi cucinano Che così. telenovela, guardate che trama, guardate che No, che trama, guarda, la trama proprio, è pasta, guarda capito? che trama, Pazzesco, ragazzi, veramente. guarda che pasta. Non esistono due come noi che cucinano così. Non esistono. Che c'è? Prepara, dai. Non esistono. Cioè, siamo unici. Sì, l'hanno detto tutti. È vero o no? Che dicono? Di te poi non hai idea, ma quella com'è che sa cucinare così tanto? E i bambini sono felici quando lei cucina. E glielo dicono, lo capiscono subito. Cosa? Quando cucina, mamma che buono, l'ha fatto Totino. È vero. Guarda che pappardellazzo che ti ho fatto. Mamma mia, ragazzi, che pappardelle. Ma che cosa sono? Quelle comprate? Quelle comprate nello scatolo giallo del supermercato che fanno paglie e fieno? Meravigliose, allora, prepariamo ragazzi. il condimento. Meravigliose. Meravigliose. Andiamo a preparare il condimento Per questa cosa, per la burina. per la Iniziamo da burina. qua. Allora, Prendiamo la salsiccia. la salsiccia, A cui dobbiamo togliere. dobbiamo privarla del suo budello. Perciò priviamola del budello. Così faccio io? Sì, sì, priviamola del budello. Questo frammento io prendo dell'olio, così, verso l'olio, metto un poco di sofrite, così, qui così, e lo facciamo soffriggere. Nel frattempo lei ancora è lì che toglie il budello. Ce l'ho fatta, guarda, 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 guarda che pulizia, guarda, guarda che classe, tieni. Tieni, ho finito prima io, guarda. Tieni. Questo lo buttiamo. Ecco, C'è la pattumiera, così. di là e lo buttiamo. Sì, va bene. E stiamo facendo la friggitina. Allora, vedi, ragazzi. è un sugo che si fa quasi subito. Subito. Va bene. Soffritto, Prendiamo la sedano, salsiccia carota e cipolle. È e quello andiamo a comprato mettere del così, barattolino? sì. Esatto, sì. Andiamo a mettere così la salsiccia. Va bene, quindi la salsiccia senza budello, abbiamo detto. Senza E budello. si va a fare questo sdraghenis di... Brava, lo straghenis Giusto? proprio facciamo. Ormai Ecco. ha imparato i termini dell'alta cucina. Che cosa deve fare la salsiccia? Cosa deve fare? Fare? La Dillo te. reazione di Dima? Maillard. In questo caso, siccome la salsiccia è di maiale, la reazione di maiale. La reazione... non mi vengono. Non Vabbè, sei ragazzi, entusiasta. non si fate no? caso, tranquilli. Facciamo finta di niente. Allora, metti sale? No, perché No, il sale i la pori salsiccia si no. aprono, Dopo, si dopo. chiudono i liquidi e c'è la reazione. Com'era? Quella lì. Non mettiamo sale perché la salsiccia... L'altro che ha di giorno ti suo racconto è questa, salata. stavo facendo il pesce spada arrosto, ho messo la fetta su e è incominciata a uscire acqua Non da è questo acqua, è pesce albumina. spada. E quindi io in quel caso cosa ho detto? Mi sono ricordata che tu avevi detto che se si metteva il sale si asciugava No, l'acqua. è il contrario. È il contrario. Come il È contrario. il contrario. E quindi che si deve fare in quel caso quando esce tutta l'acqua? Era surgelato il pesce spada? Non mi ricordo, che ne so, può essere. Pensa che Sì. non era scongelato bene, allora ti ha buttato tutta l'acqua in cottura. E quindi- non l'hai fatto ai ferri, ma l'hai fatto bollito. Ah. E quindi niente, ho iniziato a buttare la sale, ho detto facciamo aprire i pori, facciamo aprire i pori. Però non ha funzionato, devo dire, ragazzi. Perché è sbagliato. Qualcosa Anzi, ha peggiorato. non è andata. Ha peggiorato. Sì, esatto, ho preso la padella, ho cercato di buttare un po' di acqua nel lavandino, nel frattempo il pesce spada è caduto nel lavandino. E poi il pesce spada, quella fetta, ha parlato e le ha detto: ero già morto e tu mi hai Allora l'ho preso dal lavandino, l'ho ricompattato, l'ho rimesso di nuovo là, ho asciugato la padella, buttavo sale, insomma ragazzi non è andata Ma bene. senti che profumino. Sì, sento. E Che allora facciamo, mi dai un po' di rosmarino? Uguale. Mi dai un po' di rosemary? Un poco di rosemary? Fa le stesse cose Daniela, la nostra Esattamente. responsabile. Chissà quante di voi ragazze, chissà quante di voi. Sono con voi. Maciniamo un poco di rosemary.
Così, guarda. Dai un consiglio. Se metti una fetta di carne e incomincia a uscire acqua, che bisogna fare? Chiudi il rubinetto. Che si fa in quel Mi caso? dai bella. Vabbè, Se non c'è dà acqua la conto, padella era fredda. Non dà conto, Oh va. mia bella Madonnina, che te brilla. Quindi? Tutta d'ora e piscinina. Non si vede niente. Mi dai un cucchiaio? Vuol dire che la padella era fredda Esatto. e poi? E poi la carne non era di grandissima qualità se ti butta troppa acqua. Vabbè. Ma la E soluzione vedi, imminente non c'è. Sì, leva l'acqua. Levare l'acqua, vabbè. Mettiamo solo questi pomodori che andranno a macchiare la nostra. Allora, quindi soffritto, salsiccia, pomodori pelati, giusto? Sì. Allora, io di solito per disacidare la salsa, Sì, cioè farla diventare più disacidare, basica, mi attenzione. piace, è un neologismo. Disacidare, È un sì? neologismo. Che Faccio si fa? che cosa? Io metto il bicarbonato, Sì, ma in questo caso, siccome voglio dare un tocco di confit, lo so cosa metti. un po' di zucchero. Non mi fa... volevo dire io. Perfetto. Vabbè, allora, un po' di zucchero. Dopo questo zucchero, io penso, se non mi vado errato, che posso dire, Dillo. Monsieur et Madame, Dillo. conseil pour le conseil. Dillo alla Anzi, Burina. no, siccome è Alla Burina. Ah, raga, te do i consigli per i consigli, vedi come te lo Ma dico bene. questa è burina romana. Romano, allora diciamo palermitano. Palermitano, dai. Così, se può sentire che ti stai a dire, non tenere, che tu non certi consigli che ti posso dare, Consigli per capisci? consigli. E saluto, ne parliamo. Ecco qua, adesso questo Allora, è pronto. pronto. Come vedi? E noi lo togliamo. Lo mettiamo da Ci parte. serve toglierlo per adesso, perché dobbiamo andare a fare permesso? Permesso? Bravo. Appreso. Quindi, E qui mettiamo. qui Innanzitutto mettiamo. l'olio. Che Dai. è qui, guarda è qua. bravo, bravo. Dell'olio così, va bene? Sì, Qui abbiamo messo le pentole dell'acqua che andranno a bollire. bravo. Un poco di Sai da come vedi, queste sono le cose che ci siamo fatti dare dal macellaio, che sono i ritagli della Un po' di carne, ritagli di carne. che oggi non li userebbe più nessuno, ma noi facciamo vedere anche che esisteva questo tipo di cucina e accadeva questo. Guarda, il macellaio ti dava la carne, poi te la puliva, faceva così, tacchete, e questi li metteva da parte, così. Questa la signora non piaceva, così e faceva No, così, invece così. noi vogliamo proprio quelli che il macellaio Esatto, toglie. quelli che toglie il macellaio. Prendiamo qui vicino l'ossicino che Quindi c'è. servono questi per fare Esatto, questa pasta? Esattamente. Va bene. Così. Esatto, nei ritagli di tempo fanno la I ricetta. ritagli di carne. Esatto. Io perché le sto vicino? Cioè lei ha bisogno di uno più alla sua altezza, non come me. Io sono, rispetto a queste inquadrature, sono micidiale. Ma che c'entra? Come che c'entra? Dai. No, tu ti presti bene invece, Sì, lascia io stare. non mi presto, Allora, quindi andate al macellaio e dite, mi dai i ritagli E di facciamo carne? questa operazione, Che devo guarda. fare una pasta Così. con i ritagli di carne? Questa però è un po' più lunghetta. Mi devo un come- attimo ritagliare il tempo. Sì. Questa come preparazione, questa è Per un po' più farla. lunghetta. Però, insomma, Diciamo spiegate. ai nostri telespettatori. Vedi, dopo che abbiamo fatto questo discorso, Che cos'è questo? Una pera? questa è una patata. Ah, una patata. E andiamo a fare, guarda, dei tagli piccoli. Come vedi era veramente un piatto povero, la patata, le verdure, la carne. E andiamo giù, dentro così, Bella, dentro così giusto. e dentro così. E dentro così. Quindi, E voilà. Mi faresti altri dadetti di patate? va bene. Vai, vai, vai. Brava, brava, è brava, guardate che arte, ormai non la ferma più nessuno. Aspetta, Dai, tenta le dita, brava. Desiree, ormai lei non è un sous-chef, è lo chef, certo. diciamolo, lei è lo chef. Senti Va che bene? buon profumo, sì. Vai.
brava. Mamma mia, la bravura. Mi dai il sale, mon amour? A te. Il sale. E dopo questa calatina di sale, così, Che facciamo? togliamo quest'acqua delle patate Togliamola. e ci prendiamo un pochino d'acqua che ci servirà per la cottura di questa pasta, così. E questa è l'unica pasta che vuole un po' più di tempo. Questa è la sua mezz'oretta di cottura. la Così, vuole. patata, Così, ritaglietti di basta, carne, se no basta. con la cipolla, mettete là. Basta, copriamo perché coprire perché è importante. Perché si per le crea- mosche. Si crea il Quello, vapore. quello. Com'è il vapore, Desiree? Alla nave parte partirò. Allora, mettiamo la pasta? Mettiamo la pasta, questa è la palermitana. Le margherite? La margherita palermitana. E queste sono le nostre pappardelle che abbiamo Brava. fatto in casa. Cioè qui, non in casa, però. Esatto, qui. Per dire. Dammi 3, 2, 1, vai, vai. Ah, faccio un Sì, countdown. sì, sì, sì. 3, 2, 1, via! Ecco qua, allora dobbiamo dire. Dai, scherzavo, rifallo, dai. No, non te lo faccio più. Dai, ti prego. 3, 2, 1, via! Quanto ha cucinato per essere Cucinato così? una bellezza di 40 minuti. Quindi poco meno di un'ora. Guarda che bello, Bello. guarda che bello. Ora caliamo la margherite. Mi dai la pinza, me la dai? La pinza è qua, tieni. Adesso, sai che facciamo? Che Diamo facciamo? una pulita Dai. e facciamo un assaggio con i piatti che escono espressi. E allora, come E abbiamo allora? detto, faremo tutto espresso, per cui Dai. giù le pappardelle, così, giù le belle pappardelle, così. E a questo punto che facciamo? E mettila, dai, che fai? Ti Secondo confondi per questa, mettila, guarda. Ecco qua. Giù le Ok. pappardelle e ora giù E ora la nostra pasta a grasso, a che si chiama margherita, così. mettila lì. Si chiama pasta a grasso. A grasso, che Sì. non è magra, mi sa. No, non è magra perché sono attaccaielle di carne. Che è una pasta, sai, un po' mista, perché tra la pasta con un po' di brodo e la pasta asciutta. Capito? Guarda. Vedi? È un po' una via di mezzo tra il brodo e la pasta asciutta. Bene. Adesso dobbiamo fare una pioggia, e lo faccio con le mani, di Parmigiano? questo è Pecorino? caciocavallo ragusano. Caciocavallo ragusano. Proprio. Niente che di meno, vai. Guarda, una pioggia così proprio. Abbondante. Abbondante si chiama abbondarem. Mi spepi un poco? Sì. Abbiamo del pepe ecco bianco. qua. Eccolo. Sì. Ti piace così? Va bene? Eh? Andiamo di salto. Andiamo di saltata. Esatto. Aumentiamo tutto il volume Sì. di fuoco. E ora andiamo a servire questa meravigliosa pasta. Dove la servi? Mi Che prendi piatto vuoi? la coppola del parrino. Ma certo. Cappello del prete. Qua. Mestolo, eccolo qua. Facciamo andare su, su. Mi togli questa, grazie. Metti qua, vai. Andiamo qua. Mamma mia, che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Aspetta a dirlo. Aspetta a dirlo. Ci vuole tanto a dirlo, ma niente a farlo. Questa va qua. Adesso questa qui. Senti come grida, grida vendetta. Ci vuole tutto questo ben di Dio Sì. adesso, no? Messo sopra. Guarda, Questo brodino con la carne, le patate. Ecco.
Un semplice piatto fatto con dei ritagli Di carne e patate, pensate. Visto? Mamma Chissà mia. che non diventi un piatto trendy. Chi lo Chissà sa? che non diventa un piatto trend. Proponiamolo. Scusami, Dai. mi daresti gentilmente una sbambola e sign di olio? Poco poco? Sì, quel poco che ci vuole. Una goccia di olio, guarda, la metto proprio così, messa. La metto questa qui. Sì? Qui togliamo un poco, guarda che facciamo. Dai, togli un po' di farina. Un po' di farina, così. Questa dico, va, ti pare normale questa cosa? Che non ho- Così? cosa? Hai detto adesso facciamo un po' di pulizia. E dove l'hai fatta sta pulizia? Perché ti sei messa a parlare al Senti. telefono, ti ho visto. Brava. Che Vai eri lì pure. che rispondevi alle telefonate. Ecco qua. E adesso saltiamo questa di qua. Ecco. Sei? Dai, sono pronta. Anche questa semplicissimo, eh? Questa è ancora più Soffritto, salsiccia e Avviciniamo pomodori pelati, questa. avete fatto un piatto meraviglioso, giusto? Sì, avviciniamo le pappardelle. La pappardellazza, e che sembra Roma. Mamma mia. Vedi come te lo dico bene. oh. Questa la faccio, salsiccia, pomodori pelati. Cos'era? Salsiccia, pomodori pelati e soffritto? Sì. E voilà. Togliamo questo. Vuoi dare la tuna saltata? Ma no, dai, fai tu, ormai Dai, io ti non ringrazio. ti che mi vorrei lasci togliere fare questo tutto. piacere. Ti ringrazio infinitamente. Il fatto che mi fa fare tutto, ma che profumo, Mamma ragazzi. mia, ragazzi, ma che piatto hai fatto? Che piatto prendo? Alla burina. Questa prendi quello ovoidale a barchetta. Quello lungo, questo qua? No, quello ovoidale, questo, Questo? bravo. Qui andiamo di pecorino invece, vedi? Andiamo di pecorino così. E siccome abbiamo bisogno ancora di un tantino di acqua e di pasta, così. L'acqua di pasta dove c'è la farina che abbiamo. Eh sì, amalgamiamo Guarda. ancora un po' il tutto, no? Ok. Bene, bene. E andiamo a prendere le pappardelle. Ecco. Ecco. Pappardelliamo. Ecco. Mi daresti il cucchiaio grande, il cucchiaio grande. A te? Guarda che ti faccio. Mamma mia, ragazzi. Che dire, che dire, Che diciamo? dire? Diciamo che Assaggiamo. Mi metti, guarda, posso dire una cosa, guarda, c'è qui. Ah, che già hai messo quello no, sopra. già ho fatto, Qui, già ho guarda. fatto, no, già ho fatto. Vabbè, quello me lo metti in una vaschetta. Sì, va quella bene. Che abbiamo noi. E andiamo. Allora, come Allora, assaggio, Come siccome assaggio? oggi non ce n'è. No, ma che no? dici Sì, non sì, ce n'è? così Ma chi mi l'ha hanno detto? No, Mi hanno Daniela detto. sta dicendo sì. No, mi hanno detto Quindi così. dicevi come assaggio cosa? Io assaggerei, dato che devi assaggiare per forza, partendo dalla pasta a grasso, che come Questa. sapore è più leggero. Guarda, io questa patata mi guarda dall'inizio dell'impiattamento e mi dice assaggiami. No, no, tutta la pasta devi assaggiare. Guarda che c'è qua. Mescolala, c'è il sotto, il sopra. Guarda che c'è qua. Ecco. Guarda Qualche che c'è pezzetto qua. di carne lo metterei. Guarda che c'è qua. Già di solito c'è il Mamma pezzetto di mia, carne. Con la carne, guarda, prendilo guarda. con la carne. Questo con la carne. Aspetta che è troppo grossa questa carne. No. Mamma mia, guarda. Questo. Ok. Questo dico io. Questo. Perfetto. Penso che può andare, così andiamo avanti. Ecco qua. E ora passiamo all'assaggio di questo. La pappardella. Andiamo. Ma non scartare, prendila. No, mischio, capisci? La pappardella fatta con le mie mani. Guarda, è troppo lunga la pappardella, guarda.
come ce la metto qua? Questa così, io la metto, guarda. Così, guarda. Com'è? Cosa diciamo alla gente? Buonissima. Questa la devo fare. Sì, non l'hai fatta tu. La devo Ah, la devi rifare, hai sbagliato, giusto? Noi ci vediamo alla prossima, non mancate perché noi ci saremo, lei poi non ne parliamo. Che cuciniamo Cioè, domani? Cuciniamo, cuciniamo. Mi Prepariamo, piace, guarda che non prepariamo. posso. Aspetta, lo devo Va tagliare. bene, guarda. a dopo, a dopo, a dopo. Spaghetti alla burina. 320 g di spaghetti, 400 g di pomodori pelati, 400 g di salsiccia, 300 g di piselli, uno spicchio aglio, prezzemolo, una carota, una cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, pecorino romano, olio, evo, sale e pepe quanto basta. Spaghetti a grasso, 320 g di spaghetti, mezzo ritaglio di carne, 50 g di ragusano grattugiato, mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla, sedano, carota.